Una fotografia della Padova del Trecento vista dai pittori e dagli artisti dell'epoca e una rivoluzione che trova in Giotto, alla Cappella degli Scrovegni, il segno più tangibile del cambiamento. I committenti dell'opera in questo caso sono banchieri facoltosi che lasciano alla loro città un patrimonio artistico e culturale di straordinario valore. Valore oggi misurato anche da indicatori economici alla base delle politiche turistiche della città moderna. Ma come coniugare storia, arte e contemporaneità? Quali sono i protagonisti di questa storia straordinaria che mette insieme all'arte valori come cooperazione, sostenibilità, innovazione? L'idea è quella di trasferire la passione per la cultura e renderla poi impresa. Il progetto è Nata una stella, coinvolge 8 classi del nostro territorio padovano per valorizzare la candidatura di Padova Urbs Picta al sito patrimonio dell'umanità UNESCO. Se noi vogliamo costruire una società dove ci sia l'armonia, la comprensione, il senso profondo dell'appartenenza a una tradizione storica, culturale, qual è quella della città di Padova, se vogliamo questo non possiamo non puntare sulla comunicazione ai ragazzi, stimolandoli, dando loro la gioia della scoperta, della comprensione. Inizia con la visita guidata ai monumenti della città, anche a quelli meno conosciuti, il percorso plenario di formazione intensiva su Padova Urbs Picta, ovvero la tematica che farà da collante e da fine ultimo di un progetto sostenuto da Irecop Veneto, Banca Patavina, Conf Cooperative Padova e il mondo della cooperazione, insieme al Comune di Padova e ai proprietari degli edifici affrescati. Un progetto che vede al centro proprio la città con i suoi tesori, un progetto che speriamo la porti a divenire uno dei siti patrimonio dell'UNESCO. Non potevamo non esserci perché tra le ricchezze di questa città non ci sono solo le opere che ci hanno lasciato questi grandi artisti, ma ci sono soprattutto questi ragazzi con le loro idee, il loro spirito di innovazione, le loro energie, vuol dire tutto quello che hanno dentro e che noi vogliamo riuscire veramente a sostenere e a far emergere. Saranno gli studenti di 8 classi, Liceo Fermi, Liceo Duca d'Aosta, Istituto Rolando da Piazzola, Istituto Ruzza, Istituto Leonardo da Vinci, Istituto Einaudi Gramsci, a sviluppare 8 diversi percorsi creativi sul tema della valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e identitario di Padova. Cosa faranno fattivamente i ragazzi nelle classi? Realizzeranno proprio un'indagine di mercato, in una giornata a loro dedicata potranno camminare e scoprire quali sono i segreti dei siti culturali che si stanno candidando, cogliere degli input e degli stimoli da parte di alcuni esperti per poter poi ragionare, mettere in gioco le loro competenze e attraverso uno studio di fattibilità, un business plan, strutturarsi proprio come un'impresa simulata ma di tipo cooperativo. Quindi un'attività didattica che però li accompagna ad avvicinarsi al mondo dell'autoimprenditorialità e dell'autoimprenditorialità cooperativa. Dovremmo creare una cooperativa in cui questa cooperativa dovremmo proprio fare ognuno di noi un lavoro diverso per avere un obiettivo comune, ossia quello di magari riuscire a promuovere il nostro progetto di classe per poi essere finanziato e vederlo realmente realizzato poi all'interno della città di Padova. I cicli pittorici ci sono 8 e non sono molto conosciuti, cioè magari ci soffermiamo di più ovviamente sulla Cappella degli Scrovegni e su quelli del Santo, mentre ci sono anche altri siti da sfruttare maggiormente. Entusiasmo, qualche prima idea e molte aspettative per studenti e insegnanti coinvolti, già dopo la prima uscita alla scoperta dei luoghi selezionati per la candidatura UNESCO. Le istituzioni pubbliche assieme alle imprese private devono sicuramente attuare un cammino di comunicazione che avvicini i giovani con gli strumenti appropriati per potersi prendere un target che magari potrebbe sfuggire ai giorni d'oggi, come potrebbero essere appunto la generazione Z o i millennials, che sono tra l'altro un target di riferimento che sempre di più ha una propensione al consumo culturale. Sicuramente la questione gadget è molto interessante, chiaramente bisogna sempre stare attenti a non perdere il senso culturale dei nostri monumenti che devono rimanere mirati sulla storia e anche sulla loro religiosità, quindi sì, valorizzare questi aspetti ma senza cadere nel commerciale troppo spinto. Siamo stati molto privilegiati perché anche come progetto di alternanza non tutti sono fortunati ad avere un progetto così preciso oppure comunque interessante
che abbia poi uno scopo preciso e anche l'obiettivo, se raggiunto, è molto interessante e importante.